A Treviso abbiamo assistito al bando di concorso per 7 posizioni di ispettorato del lavoro e solo 3 sono state assegnate, quindi 4 sono rimaste vacanti. Addio al posto fisso, a dirlo sono i dati del trevigiano, una netta inversione di rotta che vede i lavoratori di oggi, soprattutto i giovani, allontanarsi dal settore del pubblico impiego alla ricerca di un salario più alto e di maggiore flessibilità. Se in un'azienda privata guadagno di più che nel pubblico impiego, è evidente che preferisco andare a lavorare in un'azienda privata dove magari io faccio un lavoro con orari ben definiti. Nel pubblico impiego magari rischio di dover lavorare di notte, di dover lavorare di giorno, in qualsiasi ora della giornata. Una vera e propria migrazione, quella dei lavoratori che riassetta le coordinate di ricerca verso una migliore qualità di vita, delineando una nuova era, quella delle grandi dimissioni. Un giovane su 6 infatti ha cambiato lavoro nell'ultimo anno, quasi 22.000 le deposizioni volontarie nella Marca. I lavoratori giovani e meno giovani non sono più disponibili a fare qualsiasi lavoro a qualsiasi costo e non sono più disponibili a vivere per lavorare, ma sono disponibili a lavorare per vivere. C'è lavoro, ci sono i lavoratori, ma a cambiare l'approccio. I giovani non sono più disposti ad accettare il cosiddetto qualsiasi lavoro a qualsiasi costo, una direzione questa che potrebbe portare a meccanismi pericolosi. Temiamo che a lungo andare porterà a una forma di delocalizzazione anche delle imprese, perché i datori di lavoro che non trovano lavoratori, siccome devono sopravvivere a loro stessi, l'impresa deve sopravvivere, potrebbero delocalizzare. E non solo, l'Istat registra nei prossimi 8 anni 19.000 lavoratori in meno nella provincia di Treviso. Questo è per noi preoccupante perché significa garantire meno servizi essenziali, meno assistenza alle persone, in particolare alle più deboli, ma meno forza lavoro per le imprese.